Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano ragazzi, siamo su WWE 2K15, abbiamo un'occasione della vita, quella di diventare campioni NXT e forse dopo andare o a Raw o a SmackDown, vediamo. Hai fatto enormi progressi nel tuo primo ingresso alla Performance Center, adesso però si fa sul serio, mostra al WWE Universe che meriti di restare qui. Non c'è modo di dimostrare... Sì, ciao ragazzi, scusate, non riesco neanche a leggere, non c'è modo migliore di dimostrarlo che essere una superstar, buona fortuna. Questo match per il titolo NXT è vitale per la tua carriera, vincere considera la tua posizione a WWE. Ragazzi, il match. Adrian Neville. Entrata. E beh sì, stavolta sì. Vai. La tensione è altissima. La posta in palio è troppo alta per un giovane talentissimo veneziano italiano che vuole conquistare la WWE. Però deve battere Adrian Neville per il titolo NXT. Il Comendone è veramente un'occasione incredibile. Ha fatto finora, ha vinto 7 match e ne ha persi 2. Siamo a Orlando, Florida. Eccolo qua ragazzi, il Cube. The best Cube in the world. Eccolo qua ragazzi. Eccolo qua, l'NXT Championship. Eccolo qua, from Milan, Italy. Buono. E adesso vediamo Adrian Neville, eccolo qua il campione, con la sua cintura, eccolo qua ragazzi il campione NXT, che assolutamente non vuole perdere il titolo, vedremo, sarà un match epico ragazzi, vai! NXT title. Ok ragazzi, abbiamo un'occasione d'oro, per favore non sprechiamola. Ecco, cominciamo subito bene, perfetto. Dai cazzo, come che voglio andare nelle categorie belle, questo è solo il prologo questo, dai che è il prologo. Questo è solo il prologo, è solo il prologo. La vera carriera inizia tra poco. Dobbiamo vincerlo, non c'è niente da fare, bisogna vincerla. Merda. Devo subito parare, devo dimostrare che sono il più forte. Ciao amore. Ciao amore mia. E ne l'ho parato. Dai cazzo. È grande Cube. È grandissimo Cube. Ok. Dai, lo spacchiamo, lo stiamo spaccando ragazzi, non ha fatto ancora un colpo. E vai di suplex. Voglio dimostrare di essere il numero 1, cazzo, lo voglio dimostrare a tutti i costi. Grande come spezziamoli tutto, bellissimo. Ragazzi, il campione è impietrita la folla. Mamma mia, lo sto massacrando. Lo sto massacrando, figlio, lo sto massacrando. Lo sto massacrando, non ha fatto ancora un colpo ragazzi, non ha fatto ancora un colpo. Sta succedendo l'incredibile, fioi. Grandissimo. Doveva arrivare il reversal. E ancora fioi della ribatto. Ciao fioi, no fioi mi sto casando. Superb Cube, superb. E ancora. Ragazzi sto un po' spammando, lo riconosco ma voglio vincerla. Voglio andare a Raw, a SmackDown perché è là che ci divertiamo, fioi. Questo è il prologo, un bel prologo ma è pur sempre un prologo. Oh no! Brutto errore. Però esco subito, attenzione! Spinebuster! Spinebuster! Signori, il Cube sta facendo una cosa che potrebbe entrare nella storia. Potrebbe entrare nella storia di NXT. Ti prego, dammi l'archeo. Non capisce niente. Neville! Archeo subito! Archeo! Vediamo! 1, 2, 3! Signori, il Cube in esattamente 3 minuti è il campione NXT. Io non ho parole. Ragazzi. Siamo campioni.
Siamo campioni, ragazzi. Un nuovo campione. Un nuovo campione. Cioè, il mio miglior match. Proprio adesso. Ragazzi, siamo campioni NXT. Siamo campioni NXT. Io non ho parole. Io non ho parole, ragazzi. Godiamoci lo spettacolo. No, veramente sono sconvolto. Cioè, pensavo su un match impossibile, non ha fatto niente. Straordinaria. Ok, vediamo. Siamo, ne lo so. Concordo. Lavorerei più duramente. Speriamo di essere tornare. Ok, nuovo campione NXT. Con questa vittoria sta diventando l'asta nascente. Ok, storia della WWE, perfetto. Sono talmente, quando veramente gioco a sto gioco, gasato e che devo commentare che non riesco neanche a leggere le scritte. È veramente incredibile. Questo gioco ti massacra, cioè non c'è niente da fare. Ok. Praticamente Triple H mi ringrazia, che questo è il primo passo per diventare una grande superstar e altre opportunità non tarderanno ad arrivare. Eccola qua, ragazzi, grandissimo, molto bene, adesso vediamo potenziamenti. Oh no, anche la cintura, grandissimi, ho la cintura, qua aumentiamo un po' la forza. Buono ragazzi, andiamo, siamo sempre a ottobre, prima settimana, va buono, perfetto. Ok, evento successivo. Se i campioni tirare sempre più attenzione. Triple H vuole che tu difenda il titolo ogni settimana per un mese. Ok, quindi devo difendere il titolo. Vabbè. Ecco, con questo ragazzi ho perso di brutto. Devo togliere l'entrata. Ho perso di brutto nel video che non sono riuscito a postare perché si è buggato AVS, Avermedia. Questo qua è proprio massacrato, quindi devo difendere il titolo con questo. Non è una bella notizia, ragazzi. Siamo a Orlando. Eccoci qua, ragazzi. Facciamo un po' di foto. Cerchiamo di. Possiamo portare anche un'altra anteprima. Vai. Siamo campioni, mangiamo il cazzo. Ragazzi, prima difesa del titolo. Abbiamo un overall di 61. Stiamo migliorando, però questo è forte, Vai. Anche lo voglio difendere. No, questo però mi ha dato veramente tanti problemi, Mi ha dato veramente tanti problemi. Sono contento di riaffrontarlo. Vediamo adesso che. Oh, perfetto. Come l'ho vinta io, coglione. Ma va a cagare. Vai che è nostra. Ciao amore. Ciao amore mia. Devo trovarlo e l'ho trovato. Ciao tesoro. L'ho trovata subito. Ciao amore mia. Perfetto. Questo Sami mi ha veramente fatto del male nell'altro match, nel primo match per il contendente. Dopo però ha perso contro il buon Neville, però poi Neville l'ha battuto. Sono più forte di te. Ecco, questa potevo risparmiare, però Pirlone. Occhio come reversal come indiana. Reversal di Sami però. Aia, brutto suplex questo. Spezza un po' il ritmo di veneziano. Mi ha spezzato un po' il ritmo questa. Aia. Come sveglia, non voglio cominciare questo qua. Mi stavo sul cazzo, sto con queste bandierine di merda. Ancora suplex. Ancora suplex. Cosa mi vuole fare? Cosa mi vuoi fare, porcellone? E ancora. Attenzione, ho già il corpo giallo, non riesco a fare niente, ancora suplex. Sta spammando peggio di me questo stronzo. È uno spammone questo, raga. Troppo presto, calma come. Troppo tardi. Non mi lascia respirare. Con questo ho già perso. No, non posso perdere subito il titolo, però non posso perderlo subito, faccio una figura di merda. No, stavolta mi sono parato, però. Che cazzo. Che cazzo, però. Bravissimo. Beh. Mi ha rotto il cazzo, però, vecchio mio.
Mi hai rotto veramente la nerchia. Vai Kuma. Voglio difenderlo. Siamo a ottobre. Io voglio andare nei match, voglio andare alla Raw, a SmackDown, cazzo. Ah, come si gasa sto figlio di Androcchia. Stavolta non l'ho parata purtroppo. Sono già messo molto molto male. Attenzione, questo prova a fare il numero. Lo fa anche. È già al 93%, è vicino alla special, io invece sono ancora qua. Si sta caricando alla grande. Qua ha fatto un erroraccio. Erroraccio, qualcuno ne può approfittare. Brutta, cos'era? Mamma, pensavo si schienare, però la special ce l'ha. Proverà la special, questo qua non vinciamo mai, vaffanculo. Vaffanculo Spinebuster. L'altra volta me l'avevi parata l'Archeo, stavolta non me la pari, perché io sono il Kumenda. Vai Archeo, vai Archeo, Archeo! Ormai sono troppo forte per NXT. Il Kuma è devastato però, Fioi. Com'è? Svegliati, grazie. Andiamo a vincerla, ti prego. 1, 2, 3. E si difende il titolo, ragazzi. Difendiamo il titolo. Molto bene Akuma, molto molto bene. Veterano sconosciuto. E il Kume difende il titolo NXT. Bravissimo veneziano. Grande Kuma. Titolo difeso. Certo che fiori che sboccio mi è. Io penso contro i match contro John Cena, quelli là, cioè, mi spaccheranno veramente il culo, Ok, grandioso. Perfetto, adesso posso cominciare a comprarmi qualcosa tra poco, Hai ancora 3 match questo mese, va bene. Devo difendere, non è tanto semplice però, Devo difendere il match ogni settimana, sarà durissima, raga, ma il Kume promette miracoli kumendiani. Raga, un saluto da Kumendon Venezian. Ciao! Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano.